Amici bellini, dici? Bra, eccolo là. Coccole? Amore. Amici bellini, insomma, avete visto il gattino che sto ospitando per qualche giorno. E questa, insomma, io vi porto con me nella mia vita fatta di video e di approfondimenti. A proposito di video, a proposito anzi di approfondimenti, vi invito a scaricare OneFootball che oggi Mannaggia. Oggi ci suggerisce che praticamente il Sassuolo che andremo ad affrontare domani è leggermente rimaneggiato, quindi noi non ci dobbiamo far prendere, non dobbiamo pensare ah allora è facile perché l'ultima volta che abbiamo fatto così siamo incappati nella Z Alkmaar piena insomma di defezioni, alla fine l'unico titolare era l'attaccante, ma in questo caso proprio l'attaccante viene a mancare nel Sassuolo, proprio il Ciccio Caputo che io tanto stimo e poi anche Berardi, anche Juricic, quindi ehm, insomma la fase di attacco, però probabilmente recuperano un Boga e quindi dobbiamo comunque stare attenti. Ho intenzione di parlarne stasera live con voi, preparerò delle schede, preparerò delle probabili formazioni e quindi io vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e soprattutto di cliccare sulla campanella e di attivare tutte le notifiche perché ho visto che ultimamente YouTube sta un po' fallendo nel farvi sapere che un mio video è stato caricato, la live, eccetera, eccetera. Anche YouTuber grossi, ieri sono stato ospite da Neschio per un breve tempo in notturna, sia Neschio che Asso parlavano di problemi di algoritmo veramente seri, quindi cliccate sulla campanella, cliccate tutte le notifiche perché io poi vedo che molti di voi seguono ma non hanno questa cosa cliccata. È bene che lo fate anche per poi usufruire della giveaway che arrivati a 5.000 io vi regalerò cose, quindi state sempre tuned in questa situazione qua e per quanto riguarda il Sassuolo noi dobbiamo. Insomma, l'Atalanta in questo momento ci ha superato di nuovo e l'Inter sta giocando adesso che sto facendo il video con una formazione che non ho capito, è piena zeppa di terzini, vabbè, ma quelli sono problemi loro, hanno delle defezioni anche loro. Noi invece dobbiamo sfruttare la situazione in cui tutti gli effettivi sono a disposizione, ci manca Insigne e va bene, probabilmente ci sarà un ritorno di Mertens dal primo minuto, come credo anche Fabian a questo punto, e dobbiamo capire bene se giocherà Ospina di nuovo, confermato al posto di Meret, non è chiaro. Comunque, prima di continuare, magari vi lascio una mia probabile formazione per domani. Volevo chiudere un attimo l'argomento Maradona, che io ho fatto il video ieri, non è arrivato a molti a quanto vedo dalle visualizzazioni, ma non fa niente. Vi lascio una piccola posso chiamarla poesia, non lo so, uno scritto di Nicola De Cornelis che sotto suggerimento di Elpidio di Napoli mio padre ha letto e quindi vi lascio questa piccola sorpresina che veramente fa capire veramente cosa significa Maradona per noi napoletani che va al di là del gioco del calcio. Quindi ascoltate un attimo così, è un minuto. Quando il capitano è del popolo, por parte de Diego. Siamo lui, nello sguardo fiero e triste, siamo lui, sui muri sbrecciati del popolo che non s'arrende. Siamo lui, nell'allegria senza freni e nel dolore profondo, ancora lui, nell'errore e nella colpa di essere inesorabilmente veri. Siamo lui, ogni giorno, davanti al sole che ci bacia e nel fango che ci affligge. Siamo sempre lui, nella rabbia e nel genio, quella forma di sostanza forte di carne e sangue. Siamo lui, sul mare che abbaglia, sul golfo che ci guarda, sul vulcano che ammonisce muto. Non abbiamo paura, come lui siamo quello sguardo rivoltoso, ribelle, innocente e feroce, dove ci riconosciamo. Siamo la sua lotta al gioco del potere,
e giocando lo combattiamo, abbattendolo. Siamo quella vittoria, quella vendetta, quella gioia irriducibile. Siamo quella parte dove la fantasia occupa tutto, facendoci sogno collettivo, magia che non vogliamo mai perdere. Siamo con lui, por parte di Diego. E insomma, a me vengono i brividi, sarà un fatto di famiglia, non lo so, ma per quanto riguarda quello che significa nello specifico è qualcosa di straordinario e che la gente che non l'ha vissuto veramente non può capire. Io, che vi ho detto che non l'ho vissuto, che non l'ho visto, che la mia prima partita è stata quella Napoli-Milan con Di Canio nel Napoli che segnò l'1-0, in realtà vengo a scoprire la mia memoria non mi aiuta. Amico Fritz, ti sei dimenticato di ringraziare gli amici bellini che donano, ma allora già fa tutto così, Cristian Nardelli e Salvatore Marra, che hanno praticamente, qui non ci più manca parlare, colpa tua che metti sempre l'audio, hai aggiustato l'audio questa volta, bravo, insomma che hanno supportato dopo la live dell'altra volta via PayPal, vedi che non ti dimentichi sempre le cose, mannaggia. Vengo a scoprire che mio padre all'epoca mi portò allo stadio, avevo 3 anni, mi portò in tribuna per guardare Maradona, io probabilmente non capivo niente, anzi sicuramente non capivo niente, ma sarà stato un imprint anche involontario, no? Quella cosa che tu, sono energie che tu accumuli dentro di te, non lo sai nemmeno, e poi la passione si sviluppa, insiste, cresce, e tutto dentro di te, il sangue diventa azzurro e ci porta poi a delle emozioni che non si possono spiegare, veramente non si possono spiegare, è una questione di identità, di difesa, di passione e di giustizia alle volte. Ho visto alcune trasmissioni napoletane dove non vorrei fare nomi, però li devo fare perché, cioè, vedere personaggi come Nando Orsi, ma la Real Sociedad era scarsa, cioè ogni volta che il Napoli vince una partita l'avversario è scarso, come l'Atalanta, allora com'è possibile? Non era scalzo anche la Z Alkmaar e abbiamo perso e ci siamo presi le critiche giustamente, anche se l'avversario è scarso, e non è il caso della Real Sociedad, perché quindi siete disonesti, perché volete per forza trovare qualcosa da dire contro di noi, bisogna vincere, bisogna farla la partita, quindi la qualità dell'avversario non conta specialmente a questi livelli. Disonestà perché poi Gattuso l'ha detto, questa è una partita da Champions League, non da Europa League, il livello era alto, quindi ci è andata bene, poi si può discutere sulla posizione di Lobotka, altre cose. Io faccio i nomi, non me ne frega proprio. Poi venissero a dirmi che sono disonesto, che sto sbagliando io. Calcio Napoli 24. E allora ha giocato Lobotka, hanno giocato col 4-3-3. No, non hanno giocato col 4-3-3, ma ve la vedete la partita o no? Quindi due sono le cose. O voi non vedete la partita, oppure, se la vedete, non la sapete guardare, non la sapete leggere e non vedete le posizioni in campo. Basterebbe guardare le posizioni medie dopo, anche se non l'avete guardata. Quindi, alle volte io do per scontato delle cose, no? Per esempio, la formazione del Real Sociedad. Allora giocano col 4-1-4-1 oppure giocano col 4-3-3. È la stessa cosa. E mai siamo ancora a questo, e io ve lo dico e lo so che voi tutti i 3000 che mi seguite l'avete capito e non c'è bisogno che lo ripeta, però a quanto pare gente che lo fa per mestiere continua a considerarli due moduli diversi, il 4-1-4-1 e il 4-3-3, lo stesso modulo che faceva Gattuso l'anno scorso. Stiamo ancora a questo, non ha importanza, io ho una pazienza di Giobbe e sono qui per ripetervi le cose che in TV, che gli altri canali importanti non dicono e non sanno spiegare. Lo fanno alcuni, per fortuna. Antonio Gaito, Paolo Del Genio ci aiutano a portare avanti contenuti di cultura calcistica seria, e io, anche che non sono del campo, sono talmente appassionato che ho studiato e insisto e voglio apprendere sempre di più, quindi le prossime interviste saranno con osservatori di Serie A, con scouti, con match analyst. Vi devo portare gente che veramente ne capisce e non dice banalità, e quando fa un approfondimento veramente è perché sanno quello che stanno dicendo. Quindi da New York, Valerio Fluido è tutto, ci vediamo stasera in live
verso le 9, 9 e mezza, lascerò un promemoria e vediamo così, e parliamo dal vivo con voi di questa partita di domani, che deve essere molto tosta, perché non sottovalutiamo il Sassuolo. Se non hanno gli attaccanti ce ne hanno altri, e non cambiano il modo di giocare, quindi attenzione, mai sottovalutare, mai. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.